Il percorso Campagna di misure GNSS, Sistema Satellitare Globale di Navigazione, è proposto dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, attraverso la sezione Centro di Ricerche Sismologiche, CRS. L'OGS è un ente pubblico di ricerca nazionale ed internazionale e la sezione CRS effettua il monitoraggio e l'allerta sismica dell'Italia nord-orientale. Si occupa quindi delle sequenze sismiche, di sismologia applicata a riduzione del rischio sismico, della stima dello scuotimento del suolo, dell'interazione tra suolo e struttura. Il percorso Campagna di misure GNSS si rivolge agli studenti dei licei e degli istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, costruzione, ambiente e territorio, in quanto sono preferibili delle nozioni di base di matematica e fisica. Ha una durata flessibile fino a un totale di 100 ore, si svolgerà a Udine ed è proposto nel mese di giugno 2020. Gli studenti potranno acquisire e sviluppare competenze professionali di esecuzione di rilievi topografici e di analisi dei dati, svolgendo attività che vanno dalla misurazione GNSS, con strumentazione GPS e stazione totale, all'analisi e all'elaborazione dati e al confronto con le precedenti campagne. Il dettaglio del percorso è disponibile nella scheda informativa.